È la politica del flipper, no? Quando eravamo ragazzini giocavamo al flipper al bar, qualcuno ci è andato, no? La pallina la sfera di ferro che sbatteva. Se non trova la buca la sfera, rimbalza sempre. Il contagiato rimbalza il virus, lo manda via, non si ammala. Luca Zaia usa l'esempio del flipper per far capire quale sia la situazione del virus in Veneto in questi giorni, dove c'è sì una crescita dei contagi, che però non va di pari passo con i ricoveri in ospedale. L'ondata oggi in corso ha caratteristiche che sono assolutamente anomale rispetto alle ondate che abbiamo vissuto. Ci sono due elementi che differenziano l'attuale fase dell'emergenza dalle ondate precedenti. Il primo è rappresentato dal fatto che comunque i tassi di ospedalizzazione sono bassi. Cioè il rapporto tra contagiati, oggi sono più di 1 migliaio, e ospedalizzati non è assolutamente in linea con quello che è accaduto fino ad oggi. Gli oltre 2000 contagi dei giorni scorsi non hanno portato infatti a nuove ospedalizzazioni, anzi le dimissioni sono più dei ricoveri. L'altro aspetto è legato alla diffusione del virus. Secondo aspetto fondamentale di questa ondata è la quantità importante di asintomatici. La presenza delle vaccinazioni è la terza variabile sulla quale la sanità veneta sta lavorando a ritmi altissimi per coprire prima possibile fasce sempre più ampie della popolazione.